E quindi di queste inaugurazioni, di queste nuove presentazioni dovrete abituarvi, dovranno abituarsi i veneti ad apprezzarle. E qui si passa da una chirurgia tradizionale dove si opera, come dicono i medici, a campo aperto, no? Quindi si apre ad esempio questa per una chirurgia addominale, se non ci fosse questa macchina, se non ci fosse la laparoscopia comunque in generale, il metodo più tradizionale è quello dell'apertura dell'addome. Qui si opera con minore invasività, come diceva il dottor Rizzo, ma però voglio anche ricordare che per noi questa è una sfida che va oltre, penso ad esempio a quello che stiamo facendo, e non posso annunciarvi un progetto innovativo che stiamo facendo per la prostata, come la chiamo io, la Prostate Unit, ci aiuta ad essere ancora migliori poi nell'efficacia della cura. Non è il primo robot, è sicuramente il primo di questa qualità, questo lo dobbiamo dire, è la prima esperienza che nasce a tiratura provinciale, quindi ben venga, ringrazio anche i direttori presenti citati prima, perché qui si crea un network provinciale. Ovviamente i pazienti saranno indirizzati a robot per particolari patologie, per particolari complicazioni e necessità. Quindi il 2 febbraio si inizia, pronti via. Ricordate nei vostri articoli e nei vostri ovviamente reportage televisivi che qui stiamo parlando di chirurgia toracica, mi aiuti, addominale, otorinolaringoiatra, urologica, ginecologia, abbiamo fatto i nomi, pancreas, sì, va bene, addominale, sì. Ecco, quindi capite che qua siamo, come dico sempre io, per me sta diventando un must, ringraziare Dio di essere nati e di ammalarsi il Veneto. Grazie.